Io sono contento di essere qui in una occasione tanto partecipata, quindi vuol dire tanto sentita, perché il 25 aprile è una giornata importante, è una giornata che deve richiamare a noi la nostra memoria di ciò che è stato e di ciò che non deve essere più. Sembra quasi retorico parlare di quello che è stato, ma non lo è. Quest'anno ricorrono gli 80° anno degli scioperi del 44. Nel 44 le fabbriche del nord Italia in sciopero, con 700.000 lavoratori, hanno dato vita al movimento della resistenza. Quel movimento che poi, nel 25 aprile del 45, ha portato alla fine di una dittatura e ha portato alla fine dell'occupazione e ha portato anche alla fine della guerra. Questi sono elementi importanti, significativi della nostra memoria collettiva, di ciò che è stato, con un contributo importante di sangue che giovani generazioni hanno messo a disposizione di noi tutti oggi. Ed è per questo che è importante avere quella memoria collettiva in una fase storica dove drammi come quello della guerra continuano ad affacciarsi. La guerra che noi oggi vediamo sui nostri giornali, sui nostri telegiornali, è una guerra che ci parla di donne e di uomini, di civili innocenti che muoiono per mano di feroci assassini. Guardate, in poco più di 2 anni di guerra in Ucraina sono 10.000 i civili morti. In circa 6 mesi di guerra in Palestina sono oltre 30.000 i civili morti. Questo è il dramma che ci consegna oggi la storia. E allora la nostra memoria, la memoria collettiva, è utile e serve perché noi dobbiamo dire oggi, ancora una volta, no alla guerra, cessate il fuoco ovunque. Perché è questo quello che è il dovere civile, morale ed etico che deve accompagnarci ancora oggi, che deve camminare sulle nostre gambe. E far camminare questo sulle nostre gambe non ci deve neanche far sottovalutare l'importanza di far vivere la memoria come idea del futuro. Per questo è importante il lavoro che viene fatto nelle giovani, nelle scuole, a favore delle giovani generazioni per l'educazione e la pace. Ed è per questo che è importante anche avere tra di noi la consapevolezza che il patto del 45 ci ha portato ad una Costituzione repubblicana antifascista che è fondata sull'idea che la sovranità popolare sta nelle assemblee elettive. La cronaca dei prossimi mesi ci accompagnerà anche in una proposta, noi pensiamo negativa, di modifica costituzionale. Il premierato, l'autonomia differenziata non solo vanificano quello che è stata la lotta di liberazione antifascista, ma ci proiettano in una divisione che divide le persone e che aumenta le disuguaglianze. E anche questo è un esercizio utile della nostra memoria per fare in modo che ciò che è stato non deve essere più. Perché liberarsi da una dittatura significa liberarsi da un uomo solo al comando. Parlare di uguaglianza come la nostra Costituzione fa significa contrastare la disuguaglianza. Perché parlare di pace come la nostra Costituzione fa significa impegnarsi contro la guerra. Queste brevi parole per soltanto portare un contributo, una riflessione e darvi anche un appuntamento oggi pomeriggio a Milano, dove ci sarà la grande manifestazione nazionale per dire ancora una volta tutti assieme: viva la Repubblica antifascista, viva la Costituzione, viva la Resistenza. Grazie.